Questi sono i Pink Floyd in concerto all'Arena di Verona circa 2 mesi fa. Il loro progettato concerto in bacino San Marco a Venezia sabato prossimo, la notte del Redentore, è invece ancora appeso ad un filo. La posizione della Giunta Comunale veneziana, che in questo momento è ancora riunita per parlare del problema concerto, non è comunque cambiata. Il suo è un sì condizionato all'ottenimento di tutti i permessi necessari per un pubblico spettacolo. Tra questi permessi ci vuole anche, obbligatoriamente, il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali. Il parere della soprintendente di Ferro Margherita Asso per ora rimane però negativo. Il concerto si potrebbe fare solo spostando il pontone che ospiterà i Pink Floyd verso l'Arsenale, evitando così vibrazioni pericolosissime ai delicati monumenti di Piazza San Marco. Ma gli organizzatori del concerto respingono questa ipotesi, affermando che a 3 giorni dallo spettacolo spostare il tutto è impensabile. Propongono invece di allontanare il pontone da Piazza San Marco di ulteriori 50 metri e di abbassare il volume della musica all'intensità che verrà loro indicata. La patata bollente ora è nelle mani della soprintendenza e non sarà facile decidere. Da una parte ci sono le ragioni degli appassionati del prestigioso complesso inglese e degli 80 milioni di telespettatori previsti per la diretta TV, dall'altra ci sono i veneziani e la loro fragilissima città.